Amici follower, ma soprattutto amici. Dove stiamo andando? adesso vi dirà il nostro amico Silvio. Silvio, Silvio? sbuca fuori, eccolo qua. Oggi andiamo nei pressi di Asiago Andiamo a spazzolare un po' in collina montagna. a ritrovare reperti interessanti. Vediamo cosa darà la terra, perché la terra da sempre Buoni frutti. Bravissimi. Mi sto istruendo veramente bene questi ragazzi. Stiamo andando sulle terre, stiamo andando sulle terre. Dottore, vedo che si sta già preparando. Mi sto accingendo a prepararmi. Abbiamo parcheggiato la macchina. Esatto, siamo arrivati all'altopiano di Asiago. Alto piano però, Siamo Alto arrivati ma piano. Alto ma piano. Il tempo è freddino, siamo a 15 gradi. Noi abbiamo l'amico Silvio. Oggi è nuovo. Lavorato, fortunatamente non abbiamo perso tempo nel trovare La strada perché avevamo il Tom Nick e Tom Tom. Quindi se volete acquistarlo nei migliori negozi, Nick e Tom Tom. Abbiamo i due fratelli Equinox. Tutti e due uguali? Sono uguali? Esatto. esattamente uguali. Si sta preparando. Come lo sincronizzi, fratello? C'è già un segnale qua che si anche vede la profondità. Da dove capisci che c'è la profondità? Ah, ho capito. Quanti moderni piegati? Eccolo qua. Hai trovato qualcosa? Sì. Hai già visto? Oh, ecco qua. Questa è una lattina. Un coperchio Sì. F915. Cioè? Questo era un coperchio della prima guerra mondiale di qualcosa, di cibo, carne in scatola. Nel 1915. Il primo ritrovamento per te. Adesso vediamo. E anche il fratello lì dovrebbe... Andiamo a vedere. Che anche lui sta scavando. qualcosa di interessante. Andiamo a vedere. Però secondo me i guanti erano d'obbligo. Sì. Un'altra lattina. Ho la tirata fuori, sai? Intera? Si è aperta. Carina. Boh, colpacino. Sì. Così aiutiamo la pulizia. Silvio? Questo è un proiettile, probabilmente. Che si è scontrato? Sì, sì. Questo qua è un proiettile che si è spiaccicato. Probabilmente contro una roccia. Sì. E questo è quello che rimane. Devi fare un'operazione chirurgica, dottore? Se vuole dare un guanto a mio fratello Sì. Silvio. Un lavoro faticoso. Lo riprendo quando già mi tira fuori qualcosa. Eccola qui trovata. Una scheggia di una bomba. Era qui dentro. Guardate che spessore, che roba che ha. Proseguiamo, socio. Sì, proseguiamo. È un proiettile sparato che si è... Conficcato. questo è un altro tipo di metal, questo qui. Ragazzi, qua storia. non trovate monetine, qua trovate la storia. Eccole qui. Queste sono proprio le prime trincee. Che può essere tutto, che può essere... E niente. Segnalino qua. Eccola lì. Eccola qua, non l'avevo neanche vista. Guardavo da tutt'altra parte. Sì. Allora, questa qua, vediamo cos'è. Che peccato. Cos'è? Peccato. Mi illustri. Questa era una gamella. Ah, Questa era una gamella del cibo, vedi? Peccato, è tutta schiacciata. Peccato veramente. Però, cosa dice? cominciamo, sa che ci faccia trovare cose interessanti Sì. e intere ancora. Andiamo avanti. Questo è un frammento. Questo sì, è un frammento di una bomba. Saranno 5 mm. Sì, buoni. Sì, anche qualcosa di più. Anche 7. Sì. Pensi Pensi se c'era anche l'uomo. l'uomo che mangiava la gamella. Faccio vedere, mi si cavi un attimino. Eccolo lì, si vede il profilo, si vede. Si vede quel profilo lì. Ragazzi, Cos'è allora? ragazzi, questa è... Questa C'è niente? è la gamella. Il gamella di prima che doveva essere il coperchio, vedete? Questa è l'intera. È intera gamella. Bellissima. Vedi che c'è. Sì. Socio, Eh? colpacetto, questa è colpacetto. vedi. Peccato rotta qua, non intera. La faremo pulire. Vedi che si Sì. vede anche il colore. Sì. Dai, completa. Siamo dentro una trincea. Quelli del filo spinato, sì, Filo che spinato, bello. sì. Filo Già spinato. trovato un altro pezzo Di filo spinato. Bello. di quelli. Bara C'è C'è qualcosa? C'è. Socio, Sì?
Inquadrami, guarda che bello. Tanti diranno è un pezzo di filo. Le palle. Questo è un pezzo di Filo spinato. filo spinato della prima guerra mondiale. Intrecciato a mano. Guardate che roba. Guarda che carino. Questo lo tengo. Questo ancora tenuto meglio. Sì, questo lo tengo. Vedi che non è proprio ruggine. Eh sì. Un'altra scatoletta. Proprio Sotto la roccia. Sotto a questa roccia qua. Una piccozza. Qua c'è qualcosa. Eccolo qua. Che cos'è? Questo è un caricatore italiano. È usato, lo venderemo a chilometro zero. Sì, esatto. No, a parte gli scherzi, è un bel caricatore. Qua loro mettevano, mi sembra, vado a memoria però sai che ho studiato, no? Sì. che c'erano 6 proiettili Ah. sul caricatore, però non so dirti. Qui però lucidandolo dovrebbe venire fuori l'anno e la fabbrica ha dei dati, questo qua comunque. Ah, soddisfatto? C'è qualcos'altro? Mi dà qualcos'altro che può essere anche un altro caricatore oppure i proiettili che si noi sono ovviamente affilati? ce li lasciamo qua perché non portiamo via niente che sia esplosivo o che sia pericoloso. Proprio i piedi dell'albero. Ah, anche tu, guarda. Caricatore più lo stesso il proiettile già sparato, perché vedo che non c'ha già più la ogiva davanti. Bello, un pezzo di storia. Sì, complimenti. Contento? Col paccetto. Allora, dimmi tutto, cos'è che hai trovato dentro a questo foro spostando quelle rocce? Questa doveva essere una borraccetta, una borraccia dell'acqua. Vedete? Si vede a anche vite. lei, sì. Loro abitavano qua e questo era un pezzo di borraccia. Allora, questa qua non so cos'è, sinceramente. Sì, però questa forma qua sì, sembra quasi una fibbia. Sembra una Sì, fibbia. si infila dentro e si infila, sai, e poi track va in blocco. Esatto. Questa credo Sì, sia una fibra, una fibbia. Se qualcuno ci sa dare qualche informazione, Sì. dei nostri amici È followers, ben accetto. bene accetta, perché a noi sembra, Sì. no? A Una noi fibbia, sembra una sì. fibbia. Una palla, credo sia una palla di moschetto, no? Sai cos'è? Di una granata, di qualcosa? Sì, di quello che dicevo l'altra volta. Socio, Vedi, in diretta. cercando. Hai tirato Sì, vicino al pallino. Allora. E dopo aver scavato 4 giorni, guardate cosa ci è venuto fuori. Questa maridotta, perché è maridotta purtroppo. Questa era una scatola di sardine. In scatola? In scatola, sì. Eh sì, Bella lattina. questa è una bella lattina. Questa è proprio quasi intera. Allora, abbiamo qua un segnale e c'è una cosa un po' strana a livello di fattezza. Sì, Vedi? Sai che non lo so. non sai cos'è. No, sembra... Dopo un bel po' di scavi, piano. Ah, sai cos'è? No, non lo so se non me lo dici. Non lo so neanch'io. E allora, vedi? Sai cos'è? No. Neanch'io. Ecco qua. Allora, questa È un portagamella. era, esatto, un... Tanto questo qua va messo in giù. Questo Questo qua era andava dritto, tirato sì, così sì. e dritto. E si infilava dentro Ed qualcosa. era un mestolo, cioè, sì, penso io un... Non saprei. Non so. Se qualcuno di voi amici ci può dire qualcosa, Sì. E ben accetto i commenti. è ben accetto il commento e la descrizione. Colpeccino. Sì, hai scavato un bel po', perché la buca Sì, comunque non è sì. piccola. Abbiamo scoperto allora che qua mangiavano. Qua era, sì, tipo un accampamento dove mangiavano... Aspetta che mi trasformo in Angela. Sì. In questa zona dove siamo giunti ora in una strada un po' sterrata, possiamo aver trovato parecchie tracce dell'uomo che mangiava qui in questo bosco, che forse un giorno era neanche un bosco e c'erano tutte le trincee. Quindi abbiamo trovato parecchi resti di stoviglie, di Scatolame. di pentole, sembrava di essere la Mondial Casa. Adesso ci spostiamo da un'altra parte. Vedo che sta scavando. Wow! Questo è un bossolo, ragazzi, italiano, intero, bellissimo. E cosa fai di queste cose qui adesso? È semplice. Si mette via. Questo è un pezzo di frammento e questo qui che abbiamo tirato fuori è praticamente un pezzo della bomba. Ragazzi, ho trovato un bo. Un bo. Un bo. Allora, Sapete cos'è? guarda, lo faccio Un vedere. bo, non sappiamo. Sono un po' dispiaciuto, socio. Perché? Perché ho trovato questi
No. Ma purtroppo Erano sono rotti. un po' distrutti. Invece quello che abbiamo trovato l'altra volta, che ho fatto ripulire, era integro e aveva ancora il coperchio con la data. Trovato qualcosa? Vediamo cosa ha trovato lei. Questa è la parte, la Finale. punta La punta della del bomba. mortaio. Sì. Molto bella, peccato. Peccato che è un po' schiacciata. Bello. Dai. Un altro proiettile, sempre italiano. Sì, Un po' schiacciato. schiacciato. Sì, sì, beh. Ricordatevi sempre che non va portato via niente in assoluto di roba che può esplodere. Se si trova una bomba Sì, ancora beh. inesplosa, sarebbe corretto Giusto. chiamare i carabinieri che vengono a A farla brillare. farla brillare. Ecco qui. Allora, vedete, Ecco qui. eccola qua. Vediamo se abbiamo la fortuna. Piano, ma- piano, no. piano. È già rotta la vita. Niente, sì. non c'è andata. Niente. Non c'è andata di culo. 1915. Posso dire una roba, socio? Mi dica. Allora, intanto è estremamente faticoso, nel senso che in montagna non è che puoi spazzolare 20 ore. Sì, non è come, non è come, Non è come da noi che abbiamo la sabbia e camminiamo dritti. Qua veramente ti massacra, infatti siamo distrutti. Però è bello perché guarda, vieni qua. Ha suonato, vedi, dietro questa radice, Ah, adesso ho vista, sì. hai visto? C'è un bossolo, vediamo se è intero o solo il bossolo. Anche questo è intero. Anche questo è integro. Bello, questo è italiano. Sì, tutti. Allora, questi qua, che non è arrugginita, che non è brutta, questi sono tutti italiani. Mentre gli austriaci Mhm. avevano questi, che se li trovi, sono tutti arrugginiti. Ah. Noi invece facevamo i proiettili meglio. Ah, Capito? siamo più bravi. Siamo più bravi. Siamo più bravi. Proiettilavamo meglio noi. Sì, ah, ok. Capito? Visto che il suo collega ha fatto il foro, mi dica e ha detto un attimo che controllo. Vediamo un po'. Bello. Si toglierà via, Che piano gioia. piano. Ecco qua. Guarda che scheggia, ma questi... Guarda Silvio, vieni a vedere. Ma sarà 1,3 centimetri. Sì, No, anche di più. Anche di Siamo più. quasi a 2 centimetri. Sì, sarà 2 centimetri di spessore. Ma che roba. Adesso andiamo a mangiarci un paninetto, poi ritorniamo per la secondo round. Il secondo tempo di spazzolata in montagna. Tutum. Allora, questa è, vedi che c'è la catena però, Sì, quindi non si può andare. Questa era un cunicolo, adesso leggiamo anche cosa c'è scritto innanzi. sì, anche perché c'è acqua dentro, attenzione pericolo. Museo, la Grande Guerra, Prealpi Vicentine. So tutto. Allora, Sei io tutto- ricorderei a tutti quelli che ci stanno guardando e che non sono ancora iscritti che non costa niente mettere un like, non Grazie. costa niente Iscriversi. e attivare la campanellina. Esatto. Grazie. Grazie del supporto. Amici, Follower. Ma soprattutto amici, Amici. follower. cosa dire? Siamo qua con Pier Silvio. Abbiamo finito. Abbiamo fatto una bella 4 ore di spazzolata. spazzolate in Finito. montagna. Finito un po' in anticipo, causa tempo in peggioramento. Sì. E fa freddino, devo dire la Sì, verità, sì. fa freddino. Abbiamo mangiato una cosa fugace. Sì, abbiamo fugato quello che c'era nello zaino. Ognuno fugava nello zaino dell'altro per cercare di viveri. Lui ha fugato anche nel mio zaino. Esatto. E ha trovato qualcosa. Adesso andiamo però a cercare un barettino per bere il caffè. Sì. E E diritti verso e dritti casa. a Ci vediamo come sempre alla domenica alle 13:30 su YouTube. Ciao. Ciao.